Bella linea! Anzi, ragazzi, la signora ci sono paio di ma da mi sento no! Che volete la classe, da mi la classe, stai cascando, scusate signore, non mi vedete che mi sono rubato, però mi ha dato $100 la signora. Questo qua mi rivengo, io me lo vediamo più tardi. Signori, telefonare, forza, vediamo un po', la signora famiglia Capasso ha mandato $20, ecco la signora Antonio Bria che ha mandato altri $20. Voglio ma che fai questo coso? No, signora, il vostro cappello, scusatemi, dicete pure che la poca con li usa, Allora, questo foglio è pieno di scritti qua, non ci sta niente qua. Ecco ancora Tino e Carmela Coccia che hanno mandato $50 ancora, questa è una cosa bellissima. Vediamo un po', Tommaso Tigneti che ha mandato $20, grazie. Ancora Simoni Linna che ha mandato altri $20. Vediamo un po', Michele Silvestri che ha mandato $25. Ecco. Uno di compleanno, 90° anno? No, che sta scritto? Qui, secondo me no, è il suo signore. Un applauso, forza a Leo Conci. $50, hanno mandato $50, ci dà figlio. Bravo, Leo Conci. Signori, vi voglio ricordare una cosa più importante ancora, vi ricordo che la trasmissione se stasera non va, quella là di buonasera, non vi preoccupate, può darsi che domani sera, dopodomani la vedete su. Lunedì prossimo al posto di andare una trasmissione ne vanno due, è logico perché la prossima settimana deve andare una trasmissione di Cetta che sarà l'ultimo, ecco arriva il barbiere con la forbice in mano che mi taglia i capelli. Allora, vediamo un po' un attimino solamente, pronto signora, vicino a me sta questa signora. Voi, ecco non volete come sto qua, ditemi, come vi chiamate? Luigi Rosella, $20, bravo, vi passo subito la telefonista, grazie. Ciao, vediamo un po', un attimo se ce la facciamo, pronto? Sua santità, scusatemi, ho sbagliato. Signori, vi passo la linea dentro, vai belli, Noi accettiamo